Mi ricordo che il 2 febbraio 2020 il professor Burioni dichiarava che in Italia non c'era rischio di Covid-19. In realtà era presente da novembre 2019. Mi ricordo che il professor Ricciardi dichiarava che le mascherine erano inutili, salvo poi diventare un dogma nella gestione dell'emergenza. Mi ricordo che i sanitari non dovevano indossare la mascherina per non generare panico. Poi le mascherine mancavano perché la gente aveva fatto incetta, tanto che in Veneto ce le siamo fatte in loco, per poi venire a sapere che il piano pandemico non era stato aggiornato e nemmeno applicato. Mi ricordo che furono chiuse le scuole, lasciando allo stato brado migliaia di ragazzi che giravano per i bar, prima del lockdown. Mi ricordo le bare di Bergamo, la Val Brembana e tutti i ritardi e le mancanze delle istituzioni. Mi ricordo il consiglio di non effettuare le autopsie. Qualcuno se ne fregò e salvò migliaia di vite. Ricordo le strade deserte del lockdown e la caccia alle streghe verso i runners e chi faceva passeggiate in solitaria, salvo poi sentire successivamente che erano divieti che non avevano motivazioni scientifiche. Ricordo che Canale 5 mandò in onda il film Contagion, come far vedere la serie Airport mentre si è a bordo di un aereo di linea. Ricordo il caso Zambon, con il coinvolgimento di Guerra, Speranza e Brusaferro. Mi ricordo le limitazioni per il Natale 2020, con l'invito del ministro Speranza a fare le spie. Mi ricordo che il vaccino si poteva usare solo se proveniva da meno 70 gradi direttamente dall'Alaska. Poi si poteva fare anche in spiaggia a più 40 gradi. Mi ricordo che guai a fare dosi di vaccini diversi e poi era meglio mescolare. Soprattutto mi ricordo che i non vaccinati erano i più controllati con tamponi ogni 48 ore. Gli altri potevano liberamente circolare, spesso asintomatici, senza alcun tampone, senza nessun controllo, e spargere ovunque il virus. Mi ricordo tutte le mirabolanti promesse di efficacia dei vaccini approvati con procedura d'urgenza, salvo poi scoprire che dopo 36 settimane dalla vaccinazione la protezione diventava negativa. Ricordo i primi decessi per trombosi post-vaccinica, prontamente dichiarati come non correlati. Poi l'ammissione delle stesse case farmaceutiche della possibilità dell'evento. Ricordo l'approvazione dell'obbligo vaccinale per i sanitari, perché non era giusto che i sanitari trasmettessero l'infezione ai pazienti, salvo poi scoprire che anche i vaccinati possono contagiare. Ricordo il ministro Speranza che si barrica dietro il Consiglio di Stato per dare contro ai medici delle terapie domiciliari. Mi ricordo il Green Pass, ritenuto geniale e garanzia per la ripresa di una vita normale. Poi, alla resa dei conti, dei mesi freddi, si rivela essere la fonte maggiore di contagio. Ricordo con vergogna l'assenso del sindacato alla Carta Verde. La prima volta che la triplice incita a non pagare i lavoratori che non si sottopongono volontariamente alla puntura. Mi ricordo il ministro Brunetta che esalta la tortura del tampone. Ricordo la caccia al dissenso, le espressioni nazifasciste di rastrellamenti evocate da politici e giornalisti. Mi ricordo il mito delle 2 dosi, per poi scoprire che ci vuole la terza e forse anche la quarta dose. Poi si viene a sapere che troppe dosi in un tempo ristretto possono portare alla paralisi immunitaria, ma anche una lieve genotossicità è venuta a galla. Mi ricordo.